Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, scusate, le principali notizie. Scossa di terremoto nella notte nello Ionio, paura a Catania, nei paesi dell'Etna e a Siracusa. Il sisma, avvertito anche nella costa sud della Calabria, non ha provocato danni a persone o cose. Scuole chiuse per precauzione ad Aci Sant'Antonio. L'esperto: nessun collegamento con l'Etna, niente sciame sismico. Messina, condannato a 6 anni per molestie sessuali, un insegnante dell'istituto IACI utilizzava il profilo fake di una donna su Instagram per attirare i ragazzi cui chiedeva foto. 3 studenti abusati, parti civili. Buste paga false che documentavano rapporti di lavoro inesistenti per ottenere prestiti dalle poste. 5 indagati nel palermitano. Commozione a Palermo ai funerali del piccolo Thomas, schiantatosi contro un muro a bordo di una minimoto con le rotelle che non poteva guidare. Il padre è indagato per lesioni colpose. Malgrado il tempo variabile di queste ore, è in arrivo la 4ª stagione consecutiva di siccità. Il nuovo assessore regionale Coglianni punta su risorse e personale aggiuntivi. Catania, vergognoso furto a Picanello, svaligiati i locali dell'associazione Vita 21, trafugate anche le colombe pasquali realizzate dai ragazzi con sindrome di Down e destinate a finanziare iniziative di inclusione sociale. Ad Agrigento nasce Oltre Capitale, il progetto alternativo e indipendente dalla rassegna prevista per l'anno della cultura. Promosso da giovani, punta a ridare centralità a luoghi marginali della città con arte, musica, teatro, cibo e tecnologia. Calcio, il Catania in pausa, pensa ai playoff e all'ultima gara di campionato in trasferta a Potenza. Per il Messina è corsa contro il tempo, entro oggi i pagamenti di stipendi e contributi per salvare la società. Bentrovati. Il terremoto delle 3:26 della notte scorsa ha svegliato molti a Catania, così come a Siracusa, dove ha fatto scattare la paura nel ricordo del sisma di Santa Lucia, quello del 1990, che ha causato diversi danni. Ma in tutte e due le città, Catania e Siracusa, non tutti lo hanno avvertito. È passato il timore, la mattinetta è scorso come di consueto, con le consuete abitudini, appunto, compreso il cappuccino al bar. Adelaide Barbagallo. Sì, l'ho sentito, pensavo mi fosse saltato un gatto sul letto. C'è chi non lo ha capito, chi non ha nemmeno avvertito la scossa di terremoto che ha svegliato molti siciliani della costa orientale. Non l'ho sentito. Io, siccome mi sono comprato un bel materasso nuovo, mi faccio certe dormite. Non l'ho sentito, l'ha sentito mia sorella e me l'ha detto stamattina, però io non l'ho sentito. Ma c'è chi si è spaventato, e anche molto. Ci siamo spaventati sicuramente, però grazie a Dio non è successo niente di grave, insomma. Mi sono alzata magari, dico non vorrei che di nuovo replica un pochino e quindi ci siamo spaventate, sì. Noi siamo al secondo piano ed è stata abbastanza che proprio oscillava il letto. Al bar non si parla d'altro. Nella notte sui social è stato un lungo tam tam, ma la mattinata per tutti a Catania trascorre nel modo consueto, cappuccino e aperitivo, e c'è chi lavora al suo computer portatile. Io dormo in tutte le circostanze e in tutte le condizioni. L'hanno sentito invece mia moglie e mio figlio. E si sono spaventati? Sì, forse anche i cagnolini. No, i cagnolini hanno continuato a dormire, nessun problema. A Siracusa la paura del terremoto ha fatto pensare a quello di Santa Lucia del 1990 che causò molti danni. Purtroppo sì, noi a Siracusa abbiamo un cattivo ricordo, quello del 90, e ogni volta che c'è una scossa siamo tutti in trepidazione. Allora, niente danni per fortuna a persone o cose, ma vediamo dunque che tipo di terremoto è stato. Nessun collegamento con l'Etna, spiegano gli esperti, è stata un'unica forte scossa, nessuno sciame. La zona interessata è a alta pericolosità sismica. Eva Spampinato.
Un'unica forte scossa, 4,8 gradi di magnitudo e una grande profondità, 50 km in fondo al mare Ionio, a 89 km da Siracusa. Ecco l'origine del terremoto che ha svegliato in piena notte mezza Sicilia. Chi stava dalle latitudini dell'Etna ha subito pensato ad un capriccio del vulcano, ma così non è stato. La zona interessata dal sisma, spiegano dall'INGV, è vicina all'area Calabro-Sicula, che è caratterizzata da una pericolosità sismica alta. Con quella profondità sono dovuti ai processi geodinamici cosiddetti di subduzione. E a differenza dei terremoti di origine vulcanica, quelli appunto legati all'attività dell'Etna, questo tipo di terremoti hanno una caratteristica. Generalmente questo tipo di sismicità di natura profonda è caratterizzato da eventi sismici singoli, a differenza di quelli superficiali, come per esempio li conosciamo bene all'Etna, che solitamente sono organizzati in sciami o sequenze sismiche. Nel 2018 il terremoto di Fleri, a Zafferana, ha avuto la stessa magnitudo, 4,8, ma essendo stato superficiale e vicino ad una zona abitata ha causato molti danni. Quello della scorsa notte invece è stato di natura tettonica e le due scosse di lieve entità registrate molte ore prima, durante la mattina, proprio tra Fleri e Zafferana, non sono collegate tra loro. Le altre notizie: a Messina il caso del professore degli incontri sessuali con gli alunni dell'istituto IACI, è arrivata la prima condanna a 6 anni. Francesco Triolo. È stato condannato a 6 anni di reclusione il professore 37enne Giulio Chiofalo, docente dell'istituto IACI di Messina, arrestato nel 2023 con l'accusa di molestie sessuali ai danni di alcuni studenti. Una vicenda lunga con indagini dettagliate che hanno ricostruito gli incontri che il professore aveva con diversi studenti adescati anche sui social. La condanna, con lo sconto di 1/3 della pena per la scelta del giudizio abbreviato, arriva dopo l'udienza preliminare e dopo che la PM Roberta Laspeme aveva chiesto per il docente la pena di 6 anni e 8 mesi. Nel procedimento sono costituiti come parte civile 3 studenti molestati e abusati. L'indagine prese il via ad ottobre del 2023 dopo la denuncia della madre di uno studente di 17 anni che si era accorta di qualcosa di strano nel comportamento del figlio e soprattutto della sua improvvisa disponibilità economica e dei parecchi regali ricevuti dal docente, una PlayStation, anche un motorino. Dagli accertamenti condotti dai carabinieri emerse che sin dal 2022 Chiofalo aveva avuto rapporti sessuali con il giovane in cambio appunto di denaro e parecchi regali. Poi l'indagine si allargò ed emersero altri casi analoghi. Dalle indagini sarebbe emerso anche come il docente utilizzasse un profilo fake di una donna su Instagram per attirare i ragazzi a cui chiedeva foto. E purtroppo non è finita, c'è stata un'altra condanna ancora più grave a Palermo, a 10 anni e 8 mesi per un 20enne accusato di aver abusato della cugina di 8 anni. Il giovane è stato interdetto per sempre dai pubblici uffici, da qualunque incarico nelle scuole e nelle istituzioni pubbliche e private frequentate da minori. L'imputato dovrà anche risarcire con 60.000 euro la piccola vittima e i genitori. Nel palermitano un'organizzazione produceva buste paga false e metteva in piedi pratiche irregolari per ottenere prestiti dal sistema postale. Coinvolti un dipendente delle poste, appunto, e un mediatore finanziario, Manlio Viola. Buste paga false per rapporti di lavoro inesistenti in modo da scavalcare le iscrizioni in blacklist e ottenere prestiti soprattutto dalle poste. Sono una quarantina coloro i quali hanno ottenuto somme di denaro con pratiche istituite negli uffici postali di Casteldaccia, Bagheria e Palermo. Il tutto grazie ad una organizzazione della quale faceva parte anche un dipendente delle stesse poste. E quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Postale delle Telecomunicazioni, l'indagine è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Sicilia Occidentale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese. 5 in tutto le persone ritenute organiche all'associazione a delinquere destinatarie di provvedimenti restrittivi, fra cui un dipendente proprio di Poste Italiane. L'accusa è per tutti associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe. Le indagini sono partite da un esposto presentato dal responsabile dell'ufficio siciliano Fraud Management di Poste, sulla base dei primi accertamenti della Polizia Postale effettuati sulla richiesta di finanziamento sospette. La Procura di Termini ha poi disposto intercettazioni e perquisizioni che hanno consentito di ottenere
importanti riscontri, tra cui il rinvenimento all'interno dei computer di documenti contraffatti riguardanti le buste paga falsificate e copie delle pratiche illecite. 3 degli indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria, mentre per il presunto capo dell'organizzazione sono scattati gli arresti domiciliari e il divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale e imprenditoriale del settore creditizio e finanziario, essendo un promotore finanziario intermediario con le poste. Per il dipendente di Poste Italiane il GIP ha disposto il divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale, sospendendolo per 1 anno. Il Tribunale di Messina ha ordinato la confisca e il sequestro dei beni di 2 esponenti delle famiglie mafiose dei Batanesi e Bontempo Scavo. Sequestrate 5 polizze, confiscati 2 interi compendi aziendali e agricoli e 2 rapporti finanziari per un valore complessivo di 60.000 euro. I 2 sono stati condannati in secondo grado per varie frodi comunitarie in seguito al processo che è succeduto all'operazione Nebrodi. Nella chiesa di San Gregorio a Palermo questa mattina commozione ai funerali del piccolo Thomas morto a 4 anni in un incidente con la minimoto che non poteva condurre. Il padre indagato per lesioni colpose. Marco Gullà. Un quartiere a lutto, un quartiere che piange. La bara del piccolo Thomas, 4 anni, morto, dopo aver sbattuto con la minimoto su un muretto di via Giovanni Bruno a Palermo, esce tra gli applausi e i palloncini bianchi che si alzano in cielo. Quel cielo che ha accolto Thomas troppo presto. Un dolore immenso. Secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, il mezzo, che era provvisto di rotelle, non poteva essere utilizzato dal bambino su strada. A soccorrere subito il piccolo è stato il padre. Adesso però il genitore dovrà affrontare l'inchiesta penale che la Procura della Repubblica aveva già aperto subito dopo la comunicazione dell'incidente da parte della Polizia Municipale. In questi giorni Antonino Viviano è rimasto indagato per lesioni colpose. Nelle prossime ore il titolo di reato cambierà in quello più grave di omicidio colposo. 2 parole sul meteo, pioggia e vento in Sicilia fino a giovedì. Già nel pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni sul versante orientale dell'isola, accompagnate da raffiche di vento di scirocco che potrebbero sfiorare anche i 100 km all'ora. Deciso miglioramento nel fine settimana, Pasqua compresa. A Pasquetta tornerà l'instabilità con piogge soprattutto nell'ovest della Sicilia. E a pochi mesi dalla stagione calda la Protezione Civile siciliana chiede il sostegno concreto dei sindaci, perché quella che arriverà sarà la 4ª stagione consecutiva di forte siccità. Il nuovo assessore Colianni punta su risorse e personale aggiuntivi. Luca Ciliberti. La Sicilia è ancora in emergenza siccità, nonostante le piogge e nonostante la drammaticità vissuta da tutta l'isola durante la scorsa estate. Lo conferma il direttore della Protezione Civile Salvo Cocina, a dispetto degli investimenti e dei proclami. C'è un'emergenza, siamo al 4º anno di siccità, a fronte della situazione della Sicilia orientale di piovosità notevole, il Sicilia occidentale non ha piovuto e continua a non piovere, quindi gli invasi sono meno pieni che negli anni passati, però a fronte di questa carenza di invasi abbiamo recuperato sia in termini di perdite come sia in termini di nuove risorse idriche, pozzi, sorgenti che sono state ripristinate. Emergenza acqua che dovrà immediatamente affrontare l'assessore Colianni, che ha preso il posto di Di Mauro nell'assessorato regionale all'energia. Lui, originario di Enna, conosce bene il tema. Da un lato cercare di migliorare le condizioni strutturali, ovviamente insieme all'ufficio e insieme ai fondi che potremo mettere ovviamente in campo, e dall'altro cercare di calmierare, se sarà possibile, la vita dei cittadini. Al di là dei buoni propositi mancano le strutture. L'assessore non esclude di fare ricorso a personale esterno per svolgere tutte le attività, anche quelle ordinarie. Secondo me la Regione Siciliana ha dei dirigenti bravi, ma dei dirigenti ovviamente e dei funzionari sovraccaricati. Però la politica deve attuare una scelta rispetto ovviamente a quello che tecnicamente potremo fare. Da un lato o avere nuovo personale interno, o dall'altro, e questa è una scelta anche, voglio dire, del Parlamento e ovviamente della Giunta che poi ne dispone le visioni di spesa, se potremo creare dei fondi sostituendo ovviamente quello che all'interno non possiamo avere. La Protezione Civile invece fa appello alla sensibilità dei sindaci.
Catania, inquietante furto a Picanello. Ignoti assaltano i locali dell'associazione Vita 21 e trafugano anche le colombe pasquali realizzate dai ragazzi con sindrome di Down e destinate ad autofinanziare progetti di inclusione sociale. Tonino De Mana. Inquietante, vigliacco, cattivo, brutale, meschino. È difficile trovare anche un aggettivo per la vile irruzione e il conseguente furto messo in atto ai danni dell'associazione Vita 21 che si occupa di inclusione sociale e sostegno alle famiglie con figli con sindrome di Down. Ignoti si sono introdotti nella sede di via Verzini, al quartiere di Picanello, per arraffare tutto quello che si poteva prendere, dal PC al televisore, dalla scopa elettrica al frullatore, elettrodomestici donati per consentire una serena permanenza agli ospiti della struttura. E fa male sapere che sono state rubate anche una trentina di colombe fatte dai ragazzi con sindrome di Down, il cui ricavato sarebbe servito per autofinanziare la stessa associazione. È stato sicuramente un colpo al cuore perché non ci aspettavamo, anche perché oltre ad aver rubato elettrodomestici vari di poco conto, hanno rubato le colombe Volio che facevano parte di un progetto di avviamento e di preparazione al lavoro per ragazzi con disabilità cognitiva. Ne è rimasta soltanto una? Ne è rimasta soltanto una che facciamo vedere qua. Evidentemente ci hanno voluto graziare lasciandoci in qualche modo il ricordo. E c'è anche una notizia bella, quale? C'è una notizia bellissima, tantissime persone si sono già fatte avanti per ricomprare gli elettrodomestici, per darci aiuto economico e per far sì che Cosa 21 possa velocemente dimenticare questa brutta parentesi. Tuona il presidente del secondo municipio, Claudio Carnazza. Si ravvedano questi indegni, questi esseri inutili che hanno compiuto questo vile gesto. Da queste parti non è proprio una buona Pasqua. Prende il via da Catania la seconda edizione del premio internazionale Linfa Raffaella Mandarano, dedicata all'impresa femminile giovane e rivolta alle donne tra i 18 e i 35 anni con progetti ad alto impatto sociale, ambientale e tecnologico, un'iniziativa che guarda al futuro dell'innovazione secondo la testimonianza di una donna visionaria e appassionata come Raffaella Mandarano, manager catanese scomparsa prematuramente nel gennaio dell'anno scorso. Professionista sensibile ai temi ambientali e sociali, Mandarano è ricordata oggi attraverso un premio che gode del patrocinio del Dipartimento di Ingegneria Civile e di Architettura dell'Università di Catania, della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia e di Humanitas, l'Istituto Clinico Catanese. Agrigento, giovani, determinati e con un'idea chiara: valorizzare la città dal basso con iniziative culturali nei quartieri dimenticati. Nasce Oltre Capitale, un progetto alternativo e indipendente che in qualche modo è parallelo ad Agrigento Capitale della Cultura 2025. Davide Sardo. Non aspettano, agiscono. Sono giovani, competenti e legati alla loro città. Mentre il progetto istituzionale Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 fatica a decollare, loro vanno oltre. Nasce Oltre Capitale, iniziativa indipendente promossa da 8 associazioni locali per valorizzare la città dal basso attraverso eventi, laboratori e attività nei quartieri spesso dimenticati come Rabato, Villa Seta, Bibirria e Montaperto. Un progetto collettivo e inclusivo che punta a ridare centralità a luoghi marginali con arte, musica, teatro, cibo e tecnologia. Non una protesta, ma una proposta, un'alternativa concreta che vuole affiancare, arricchire e andare oltre l'esperienza del 2025, lasciando un'eredità reale. Il gruppo ha lanciato anche una mappa alternativa della città e un sondaggio per raccogliere storie, ricordi e luoghi da riscoprire. Oltre Capitale è già online con un sito e un profilo Instagram. Il messaggio è chiaro: un altro Agrigento è possibile e il momento è adesso. A Ragusa l'antico Egitto in mostra, per la prima volta in Sicilia esclusivi reperti delle collezioni del Museo Egizio di Torino sono visibili. Veronica Barbarino. Mummie, faraoni e misteri. È un viaggio nel tempo lungo 3000 anni di storia, quello che racconta la mostra Gli Egizi e i doni del Nilo, inaugurata a Ragusa all'interno del Museo della Cattedrale Palazzo Garofalo. La Sicilia per la prima volta ospita 24 esclusivi reperti delle collezioni del Museo Egizio di Torino per un percorso espositivo sull'antica civiltà nilotica, integrato da oggetti provenienti da musei siciliani.
i visitatori che si recheranno presso questa mostra quindi avranno la possibilità di conoscere l'antico Egitto attraverso reperti che in realtà a Torino non sono fruibili perché conservati nei nostri magazzini. Reperti che raccontano una storia lunghissima, che sono tra di loro tutti diversi per tipologia, per epoca storica, ma anche per sito di provenienza. Dall'epoca predinastica all'età greco-romana, un viaggio affascinante con cui conoscere le abitudini, l'arte, la religione e le tombe degli antichi re. Stele, amuleti, papiri, tra i capolavori in mostra anche un antichissimo vaso, le cui pareti raccontano l'attività che si svolgeva lungo il Nilo, e un modellino di imbarcazione proveniente dai corredi funerari. Meritano particolare attenzione il set di canopi in alabastro appartenente al defunto Ptahotep, caratterizzati da questi coperchi zoomorfi dove sono rappresentati i figli di Horus, oppure la maschera funeraria in cartonage che serviva a proteggere una delle parti più importanti del corpo del defunto, che era appunto la testa. Ogni reperto è una finestra aperta sul pensiero simbolico egizio e sulle sue straordinarie capacità artistiche e tecniche, tutte da scoprire. La mostra è visitabile fino al 26 ottobre. È il momento della nostra pausa, subito dopo il calcio con la corsa contro il tempo per salvare il Messina. State con noi. Eccoci al calcio, il Catania ricarica le batterie e pensa già ai play-off. Rossazzurri spettatori interessati per la lotta al quinto posto. Tonino De Mana. È un turno, il penultimo, dove il Catania starà a guardare, ma sarà certamente spettatore interessato perché la corsa al piazzamento è lanciata e il quinto posto in ottica playoff fa gola a molti. Riflettori puntati su Latina Potenza e Benevento Trapani. Il Picerno come il Catania osserva un turno di riposo. Queste due partite si intrecciano con il destino degli uomini di Mimmo Toscano che nell'ultimo turno della stagione regolare renderanno visita ai lucani in una gara che potrebbe essere quasi uno spareggio per il quinto posto. Sulla carta il Potenza, impegnato sul campo del Latina, virtualmente salvo, potrebbe scavalcare il Catania con gli etnei a quel punto costretti a vincere per effettuare il controsorpasso. Si vedrà. Intanto la pausa forzata consente ai rossazzurri di allenarsi con serenità e soprattutto di recuperare tutti gli effettivi, eccezion fatta per i lungodegenti Beters e Luperini. E si è rivisto in campo al Cibalino anche Guglielmotti, che ha preso parte agli allenamenti candidandosi per il match del 26 aprile a Potenza, dove potrebbe accumulare minuti importanti in vista degli spareggi promozione. Di sicuro è un Catania motivato e determinato, capace di blindare la difesa e collezionare ben 19 punti su 30 a disposizione nelle ultime 10 gare. La crisi del Messina Calcio, entro oggi si devono effettuare i pagamenti di stipendi e contributi, ma la raccolta dei fondi tra gli imprenditori non ha raggiunto, almeno fino a stamane, la quota fissata. Francesco Triolo. Una corsa contro il tempo per mantenere in vita il Messina, ma se sarà proficua si potrà capire soltanto nelle prossime ore. Il centro delle operazioni di salvataggio del club giallorosso è il municipio di Messina. A Palazzo Zanca stamattina è arrivato il direttore sportivo Domenico Roma, che sta cercando di chiudere il cerchio insieme al sindaco Basile e all'assessore allo sport Finocchiaro sulla cordata dei volenterosi ed arrivare in tempo al rispetto dei pagamenti previsti per la mezzanotte di oggi. C'è da raccogliere la somma complessiva di 312.000 euro per provvedere agli stipendi e ai contributi previsti. Sino a questa mattina non è stata raggiunta la quota fissata, anche se si lavora ancora per un tentativo in extremis. All'appello mancherebbero circa 100.000 euro. La nuova deadline è fissata per il pomeriggio di oggi, in tempo per provvedere ai bonifici, che però dovranno essere eseguiti dal conto della CR Messina e da Stefano Alaimo, il presidente in carica, l'unico che ha accesso alle operazioni bancarie del club. In mattinata si è comunque lavorato sulle operazioni burocratiche, come la lista degli IBAN bancari per i versamenti, così da farsi trovare pronti nel pomeriggio, ma tutto dipenderà dal raggiungimento della quota fissata. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento per la prossima edizione è per le 20, buon pomeriggio.